Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Andamento a marce diverse durante l'emergenza nel post-Covid per le aziende che aderiscono a Legacoop, i cui dati sono stati analizzati nel corso dell'Assemblea Generale oggi a Trieste. In chiusura dei lavori il Presidente Livio Nannino ha ribadito la necessità di uno sforzo comune nell'organizzazione di tavoli di confronto con sindacati e rappresentanze imprenditoriali per elaborare idee progettuali da portare al confronto con la Regione. Collegate alla cultura in alcuni casi sono state completamente chiuse. In realtà noi registriamo una buona tenuta comunque anche di queste situazioni, che però hanno assolutamente necessità di avere adesso un supporto e un aiuto. A tale proposito Legacoop ha anche istituito un fondo specifico proprio per aiutare, dare supporto, in particolare da un punto di vista manageriale, di realizzazione anche di progetti e di nuova managerialità verso le imprese cooperative medie e piccole in particolare. Ecco, però gli strumenti che effettivamente Legacoop ha messo a disposizione evidentemente non sono sufficienti ad affrontare, no, la mole di problematiche che si presenteranno giorno dopo giorno. Assolutamente no, io credo che oggi ci sia bisogno di una nuova unità nazionale dove la politica deve fare la sua parte. Indubbiamente fino ad oggi c'era sicuramente l'alibi in qualche maniera di non poter fare grande concertazione di fronte ad un virus capriccioso che ci cambiava la vita tutti i giorni, per cui anche la politica sicuramente non poteva fare molto più di questo. Adesso però in particolare il governo regionale deve prendere in mano le redini, mettere attorno a un tavolo tutti i soggetti economici, dai sindacati alle rappresentanze delle imprese e fare un vero lavoro di concertazione in un contesto dove nessuno basta a se stesso e bisogna assolutamente trovare uno spirito unitario di lavoro assieme per uscire da questa situazione e soprattutto fare fronte a quello che non ricordiamoci, sono soldi che arrivano dall'Europa, ma alla fine è debito che sarebbe preferibile non lasciare alle prossime generazioni. Quindi abbiamo parlato di discreta resistenza, no? Complessivamente del mondo cooperativo. Abbiamo parlato di fondi europei, però andrebbero apportate anche delle modifiche per quanto riguarda gli appalti. Ma il tema degli appalti è stato trattato anche durante l'Assemblea, è un tema molto delicato. Abbiamo assistito solo poche settimane fa al dibattito sul massimo ribasso negli appalti pubblici, per contro le cronache di tutti i giorni ci raccontano di situazioni. Mi viene in mente, ricordo gli episodi che sono successi fuori dalla Lidl, dove lavoratori contro forze dell'ordine, lavoratori contro lavoratori, è scappato un morto, c'è un ragazzo di 25 anni che faceva l'autista indagato per omicidio. Sono situazioni di degrado che segnalano una situazione negli appalti privati, ma negli appalti pubblici non è molto diverso, dove chiamerei caporalato e non appalti in quel caso. In quella situazione lì parlare di massimo ribasso credo sia critico, bisogna semplificare sicuramente i processi di appalto, bisogna soprattutto semplificare tutte le normative che consentano dei controlli molto più rapidi ed efficaci da parte dell'ente pubblico. Bene, ringraziamo il presidente di Legacoop del Friuli Venezia Giulia, Livio Nannino. Grazie a voi. In vista degli europei di calcio tra Italia e Inghilterra della finalissima in programma domenica sera, la FIPE lancia un appello a quanti vedranno la partita nei locali pubblici, invitando a tenere alta l'attenzione sul fronte pandemia. Intanto la mancanza di baristi e camerieri continua a mettere in difficoltà il settore. Fabio Cadamuro, presidente della FIPE di Ascom Pordenone, il tema è quello della difficoltà per bar e ristoranti di riuscire a trovare del personale in questo periodo anche in città. Ecco, qual è la situazione? Il personale
c'è e non c'è, nel senso che molti colleghi hanno bisogno e necessitano di personale, però magari in questo periodo un po' di transizione, un po' periodo di incertezza, magari si richiedono alcune ore che più di qualcuno magari rifiuta perché forse è troppo poco. Il personale che noi ricerchiamo o comunque i colleghi ricercano magari va in orari che possono essere il serale e il weekend, e anche qua magari più di qualcuno dice ma magari per poche ore fare il weekend, magari preferisco trovare alternative. Diciamo che questa pandemia ha un po' stravolto le abitudini che avevamo prima anche nella gestione del personale. Poi abbiamo visto anche dai social che poi ci sono le varie fazioni, c'è chi dice se voi pagaste di più allora troverete più personale, ma io ricordo e parlo sempre di imprenditori con la I maiuscola, rispettano comunque le norme e ci sono dei contratti nazionali, e poi è chiaro che le eccezioni e gli cialtroni sono sempre all'ordine del giorno, e a questi dico facciamo attenzione perché si rovina un'intera categoria e sarebbe veramente un peccato, perché chi ha passione e chi ha mestiere non vuole che ciò succeda, quindi io dico sempre legalità nella maniera più assoluta. Questa mancanza di personale fronte ristoranti, fronte bar magari mozza per così dire anche alcune opportunità, perché adesso il lavoro c'è, la ripresa c'è, la gente sta girando, sta tornando al bar e al ristorante, quindi serve anche quel personale lì. Sì, sicuramente, ma come dico ognuno tira l'acqua al proprio mulino, quindi se un ragazzo dice no, preferisco magari fare qualcos'altro, trovo delle alternative perché non mi va di lavorare il weekend o lavorare il sabato, sono comunque scelte sue. Dal punto di vista nostro abbiamo bisogno magari a ore, poche ore, tante ore, quindi diciamo che le variabili sono veramente tante, quindi è anche inutile fare di un'erba un fascio, ma ripeto, io parlo sempre per imprenditori con la I maiuscola. Cambiamo argomento, sicuramente è un periodo bello per l'Italia perché tante soddisfazioni ci ha dato la nazionale di Roberto Mancini. Domenica c'è la finale, tanti la vedranno al bar, qualcuno teme assembramenti eccessivi, ma insomma come si stanno organizzando i bar per ospitare anche questo importante appuntamento? Ma facciamo innanzitutto un augurio agli azzurri e speriamo di portare a casa questa finale, perché dopo tanto tempo ci vuole anche da un punto di vista morale, abbiamo bisogno tutta l'Italia di essere un po' tirati su. Molti locali faranno vedere la partita, ci sarà anche la partita in piazza e comunque faccio sempre il solito appello di rispettare le regole, perché come abbiamo visto non siamo completamente fuori e come ripeto per l'ennesima volta non ci possiamo permettere un altro autunno-inverno come quello passato, perché sarebbe veramente disastroso. La Lega Calcio Friuli Collinare ha preso una decisione storica nel post pandemia dal punto di vista del format e delle categorie. Sarà un anno zero, una delle tante innovazioni portate in questi anni dal movimento che nella recente assemblea ha rieletto Daniele Tonino alla presidenza. Si è tenuta l'assemblea della Lega Calcio Friuli Collinare. Per voi come movimento questa ripartenza come si concretizzerà e quali saranno le difficoltà e i progetti? Beh, come penso tutto lo sport avrà serie difficoltà a ripartire. C'è una difficoltà un po' dappertutto economica che si rifletterà sullo sport. C'è una difficoltà anche per quanto riguarda una disaffezione, essere non più abituati a fare sport di gruppo, con gli allenamenti, con gli orari. Bisogna combattere contro questo stile di vita che abbiamo preso, non per volontà, perché siamo stati costretti, e cercare di tornare come prima, se non meglio. Quindi bisogna cercare delle novità, bisogna cercare di creare un po' di entusiasmo. Se le dico i numeri, prima della pandemia erano numeri importanti, stiamo parlando di un movimento che aveva sulle 240 squadre, 8.000 e passa tesserati. Adesso veramente abbiamo un bel punto di domanda, potrebbero essere confermati come potrebbero essere di più, di meno. L'abbiamo chiamato anno zero, adesso inizieranno immediatamente le preiscrizioni come facevamo ogni anno, però questa pandemia ha cambiato anche le squadre. Le squadre hanno dei giocatori che magari dicono sto in paese, non vado fuori, e quindi anche il movimento dei giocatori forti eccetera eccetera potrebbe cambiare, e quindi essendo chiamate le squadre, partiamo tutte a zero, le vecchie categorie non esistono più. Un primo girone farà già delle classifiche. Noi durante questa pandemia abbiamo cercato di avere dei colloqui con le squadre tramite, logicamente, sappiamo tutti i metodi informatici. È venuta fuori questa idea, l'idea di una formula tipo FA Cup inglese, e quindi prima del campionato ci sarà un pre-campionato fatto da una coppa in cui proprio lì ci sarà una miscelazione terrificante, poi ci sarà invece un campionato in cui si partirà da zero, una prima fase corta, perché non ci piace avere neanche le partite che finiscono 10-0, una prima fase corta dove darà già delle classifiche e dopo si ristabiliranno piano piano le categorie, ma per avere le vere categorie secondo me ci vorrà un po' di tempo.
Che altri progetti avete in mente? Stiamo studiando delle collaborazioni con delle associazioni per dare la possibilità di fare i corsi BLSD a tutti i nostri tesserati, stiamo cercando delle collaborazioni che continuiamo a fare col Comitato regionale del Fair Play, col Comitato regionale del Paralimpico, sicuramente poi, visto anche il ruolo che abbiamo all'interno della Libertas nazionale, cercheremo degli sblocchi a livello di finali regionali e nazionali. Speriamo che tutte queste novità possano interessare alle associazioni e ricreare un po' di entusiasmo, un po' di convivio, un po' di festa. Si parla di tante novità in questo periodo, introdotte insomma nel mondo del calcio anche per renderlo più spettacolare, ma non solo, ci sono diverse decisioni nelle quali in realtà voi siete stati precursori, che adottate già da diverso tempo, le donne che possono giocare insieme nelle squadre insomma maschili, quindi diventano di fatto potenzialmente delle squadre miste, ma non solo. Adesso è venuto fuori che ad esempio in Olanda nei dilettanti le donne possono giocare nei campionati maschili, noi lo abbiamo da diversi anni questa norma. Adesso salta fuori che il gol in trasferta non vale più doppio, anche noi questo l'abbiamo da tempo immemore. Nei campionati europei la terza discriminante a parità di punti era la Coppa Disciplina. Ecco, noi da quando siamo nati a parità di punti la prima discriminante è la Coppa Disciplina. Il girone di ritorno non sarà più la fotocopia del girone di andata, anche questo noi è da 3 anni che lo facciamo. Aspetto una nostra idea che abbiamo da qualche anno, che è il cartellino verde, che è proprio un cartellino fair play, che punisce il giocatore, cioè il giocatore che ad esempio rompe le scatole, offende l'arbitro in modo incredibile, senza motivo. Lui al cartellino verde viene espulso, ma può essere reintegrato. Noi puniamo soltanto l'uomo. La puntata di oggi di Avvoila Linea termina qui, tra poco appuntamento con Pronto Chi Parte, spazio dell'Agenzia Turismo 85 che propone offerte di viaggi e vacanze da non perdere. Grazie per l'attenzione e buona giornata.